Voi sapete cosa ricorre il giorno del Sadie de sa Sardegna? Non proprio. Mm. Hai un'idea? Sicuramente sarà qualche giornata che ricorderà la Sardegna. Mhm. Poi, boh, non lo so. Una bella rivoluzione del popolo sardo. Direi. Ok. Forse sarebbe anche ora. A scuola ve l'hanno mai insegnato? Non tanto. Magari ce ne hanno parlato, ma non hanno approfondito di più sempre. Tu l'hai fatto a scuola? No. Non vi hanno spiegato cosa ricorre il giorno del Sadie de sa Sardegna, 28 aprile? No, non me ne hanno mai parlato. Ok, va bene. E voi? E in che classe siete? Io prima media e io in quinta elementare. E vi hanno spiegato cosa ricorre il giorno del Sadie de sa Sardegna? No, ancora no, sinceramente no. Non ve l'hanno spiegato. Per noi è come una festività, però sinceramente non ce l'hanno mai spiegato. Perché in questa giornata le scuole sono, In vacanza. bravissimi, sono chiuse, gli studenti sono in vacanza, Sì. Sì. però non sapete perché. No. Non ce l'hanno Da mai noi si spiegato. festeggia, ma mi informerò su questa cosa. Bravissimo, chiederai all'insegnante di spiegarti questa cosa. E tu lo stesso? Certo. Bravi. Sapete cosa ricorre il giorno de Sadie de sa Sardegna? No. Ok. A scuola l'avete mai studiato? No. Tu? No. Nemmeno. Sadie de sa Sardegna, sapete cosa ricorre? No. No. Sei studente? Quindi una studentessa, hai mai studiato a scuola questa ricorrenza? No, mai. Mai studiato a scuola. La Sadie de sa Sardegna l'avete mai studiato a scuola? No, a scuola no. A scuola no. Io lo sapevo anche cos'era, ma non me lo ricordo. È il giorno che ricorre alla Sardegna. Grazie. Che brava! Meno male che ci sei tu. Facciamo i sardi in una loro impresa. Più o meno quale potrebbe essere? Tu che lo sapevi, dai. Boh, ma non lo so. Va bene, allora avete un compito. Chiedere che vi venga spiegata questa cosa a scuola. Ok, va bene. Non ci va più però, ok. Come lei non ci va? No, non vado più a scuola. Sì, tanto. Allora tu che ci vai, glielo spieghi. Tu invece me lo dirai e te lo chiedo.